Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati. Oggi facciamo un liquore, in particolare facciamo il nocino modenese. Noci che si dovrebbero raccogliere il 24 con il loro mallo e poi vedrete c'è tutto un procedimento. A stretto giro vi farò anche quella del nocino o nocillo napoletano. Differenze poche ma ci sono. C'è un'aggiunta di caffè in quello napoletano, mentre in questo il caffè non c'è. Vi dico subito che lo facciamo il 24 o il 25, insomma fino al 30 abbiamo tempo di giugno, ma lo potremo bere solo a Natale perché ci vuole un periodo in cui il nostro nocino deve maturare e insaporirsi. Vi lascio alla ricetta, ingredienti e preparazione. Per il nostro nocino modenese ci serviranno 30 noci fresche con mallo, sarebbero queste per intenderci, un litro di alcol al 96%, un alcol chiaramente alimentare, 500 g di zucchero semolato, 4 chiodi di garofano, un quarto di stecca di cannella, 5 g di buccia di limone non trattato, 200 g di acqua. Laviamo bene le noci e poi tagliamole in quattro. Mettiamo in un barattolo a chiusura ermetica metà dello zucchero, le noci tagliate e senza chiuderlo mettiamolo alla luce per 4 giorni. Ogni tanto ricordiamoci almeno una volta al giorno di girarle. Dopo i 4 giorni prendiamo il nostro barattolo con lo zucchero e le noci e aggiungiamo le spezie, l'alcol e la buccia di limone. Chiudiamo adesso ermeticamente e mettiamo alla luce per 40 giorni, girandole almeno una volta al giorno. Dopo il periodo di macerazione filtriamo l'alcol del nostro futuro nocino. Cerchiamo di mettere tutte le nostre noci e il resto, perché lasciamo così per un quarto d'ora in modo che tutto quello che è possibile tirar fuori tireremo, perché continuerà a sgocciolare. Mettiamo l'acqua con gli altri 250 g di zucchero e portiamo a sfiorare il bollore. Mi raccomando, non fatelo bollire, lo zucchero deve solo sciogliersi. Poi lo facciamo raffreddare per aggiungerlo al nostro composto di nocino che è stato 40 giorni a macerare. Ora possiamo aggiungere il nostro sciroppo che è freddo. Giriamo e facciamo riposare per una mezz'oretta, un 30 minuti. E poi ora passiamo al filtraggio del nostro nocino. Io ho bagnato una carta da cucina e l'ho messa nel mio colino in modo da creare un ulteriore filtro. Se voi avete l'etamina, cioè quel tessuto che si usa per filtrare gli alimenti liquidi di solito, va benissimo, se no altrimenti fate in questo modo e vedrete che andrà bene. Ora lo rifiltriamo una seconda volta con lo stesso metodo. Potete fare anche dei piccolissimi buchini con uno stuzzicadente per velocizzare un poco la cosa. Vale anche per il primo filtraggio. Adesso passiamo alla
parte che riguarda l'imbottigliamento. Io ho questo imbuto che ha un ulteriore filtro, quindi lo filtrerò per la terza volta. Se voi non avete questo imbuto, io vi consiglio di filtrarlo un'altra volta. Quindi, ok, visto che il mio imbuto è più grande come larghezza rispetto alla bottiglia, io ho messo un altro imbuto, quello classico, sotto, e adesso passiamo ad imbottigliare. Una volta che lo abbiamo imbottigliato, tappo ben chiuso la sua etichetta e deve rimanere così imbottigliato nella vostra dispensa dai 2 ai 3 mesi. Chiaramente più tempo sta e più diventa buono, quindi se l'abbiamo fatto chiaramente a giugno, il tempo di maturazione e di macerazione, diciamo che per Natale il nostro nocino è pronto. E alla prossima ricetta. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace.